È sempre una grande emozione intervistare un pilastro della poesia, non è cosa di tutti i giorni, anche perché lui ha fatto tanto e continua a fare tanto e nell'ultimo periodo è anche un organizzatore di un premio letterario. Naturalmente sto parlando dello scrittore, poeta ma anche organizzatore di concorsi letterari Antonino Causi. Benvenuto Antonino. Benvenuti anche a voi. Allora, ci troviamo in questo posto incantevole tra il verde, insomma, a recitare le nostre poesie. Una bella location, complimenti ad Antonio Barracato e anche a Francesco Bileci che hanno curato questo importante evento. Antonino, tu hai pubblicato diverse sillogie di poesie, l'ultima con il convivio che porta come titolo Sincronia tra cuore e mente, con fra l'altro la prefazione di un grande critico d'arte, Lorenzo Spurio. Quindi quali sono intanto i tuoi progetti per il futuro e poi ci fai ascoltare anche una poesia? Va bene, allora questa ultima silloge praticamente è stata pubblicata ad aprile, già fatto alcuni passaggi al Salone del Libro di Torino, alla Via dei Librai a Palermo e ora si spera dopo l'estate di poterla presentare al pubblico. Quindi come diceva l'amico qua, scrittore ed editore Francesco Bileci, è stata curata la prefazione da un amico scrittore, Lorenzo Spurio. Allora, i progetti futuri, naturalmente il premio letterario Antonio Veneziano che sarà a luglio, praticamente sapremo la lista dei vincitori e poi dopo l'estate, fine settembre-ottobre, si andrà alla cerimonia di premiazione, prima edizione, speriamo, incrociamo le dita, speriamo che vada tutto bene e poi al solito curerò le mie conferenze, recensioni. Non manca sicuramente il tempo e la voglia di dedicarsi alla cultura. Ascoltiamo adesso una poesia. Antonio, ma stasera tu con quale poesia sei stato premiato? Allora, la poesia che sono stato premiato è tratta dalla precedente silloge, che praticamente questo è il vero Sud ed è tratta dalla mia precedente silloge Ogni uomo ha la sua isola. Sì. Vado proprio a leggerla. Sì. Tengo il microfono. Questo è il Sud. C'è una storia nascosta per il Sud, scomoda, colma di bugie e devastazione, occultata per vergogna e infidazione. Un Sud alla vigilia dell'unità, invaso e usurpato nell'economia, maltrattata la sua gente, ferita nel suo orgoglio, con un piano fatto apposta per essere un imbroglio. Da sempre luogo di conquista, fecondo per i suoi frutti, paesaggi e genialità, esaltante per diligenza e generosità. Ha dato sempre il massimo delle sue potenzialità. Tanti illustri poeti e scrittori hanno decantato il nostro Sud e la sua sapienza, la sua rabbia, l'orgoglio e la sana disobbedienza. Uomini, donne e bambini costretti a emigrare, la causa un asservimento sleale. C'è un nord più colto e organizzato e un sud sfruttato e denigrato. Bisogna riconoscere valori, ospitalità, fierezza e umiltà al meridionale e lo vorrei scrivere in qualsiasi giornale. Io non sono un separatista, ma semplicemente un artista. Mi piace dire ciò che è giusto, raccontare una storia risorgimentale, vera e non falsa e strumentale, senza imbrogli, ma pura verità, con meno eroi e più rispetto, per restituire ciò che è giusto in ogni suo aspetto. Grazie. Grazie Antonio per questa meravigliosa poesia estratta dalla tua precedente silloge. Io ti faccio un in bocca al lupo per tutti i progetti futuri, per questo concorso letterario e viva sempre la Poesia, naturalmente, la cultura.